I bilanci di 5.000 aziende venete passati al setaccio e l'individuazione di 410 di queste che non solo sono sopravvissute alla crisi, ma hanno avuto anche enormi tassi di crescita negli ultimi anni. È il progetto Innovarea, condotto da una squadra di ricercatori dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha cercato il segreto del successo in aziende molto diverse tra loro, ma accomunate nell'innovazione. Basta cercare sempre di accontentare il cliente guardando la concorrenza, ma spazio piuttosto a nuove proposte e a nuovi mercati. Appartengono a settori diversi, hanno dimensioni diverse, hanno prodotti diversi, hanno un management diverso, ma vengono ad essere in qualche modo unificate dal fatto di proporre, di essere aperte all'innovazione, di essere aziende di proposta. Il Veneto vede nel manifatturiero ancora il settore trainante per l'economia della regione, ma le 5 aziende scelte come simbolo, a dimostrazione della varietà, si occupano di attrezzature per catering, tappi per bottiglie, abbigliamento per bambini, mobili e pasticceria. Il segreto del successo è tutto racchiuso in 3 principi. Innanzitutto mantenere i capitali all'interno dell'impresa. Avere l'ansia dell'innovazione, cioè sapere che oggi, una volta che tu raggiungi un gradino, lo devi immediatamente abbandonare perché ne hai un altro che ti aspetta. Terzo, puntare moltissimo sulle competenze e sulla intelligenza delle persone. Segnali di ripresa sono stati diffusi nei giorni scorsi, ma segnali di ripresa per Confindustria non significa la possibilità di tornare alla situazione precedente alla crisi. Ripresa, semmai, vuol dire ricollocare i propri mercati, sposando l'innovazione. La ricerca ha analizzato vari parametri delle aziende, ma il punto di partenza sono stati i bilanci, vero indice di trasparenza. Siamo partiti chiaramente dall'analisi dei bilanci, quindi il dato in qualche modo a disposizione di tutte. Tra l'altro alcuni limiti mi dicevano, ma alcune aziende non hanno sempre i bilanci a posto, queste non ci interessano, per noi sono imprese insignificanti.